Nuova nave carica di migranti fa tappa a Porto Empedocle, al collasso l'hotspot di Lampedusa. Brutta rissa a San Leone tra ragazzi, anziani picchiati ed insultati in casa di riposo, 4 arresti, investe donna e scappa. Un anno dal paziente 1, stop ai vaccini per i professori, Rigoli espulso perché ammalato, protesta del mondo dello spettacolo. Si scaldano gli umori a Porto Empedocle in vista della campagna elettorale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Approdata a Porto Empedocle la nave Asso 30 dell'ENI con a bordo circa 250 migranti soccorsi nel canale di Sicilia. Sono stati applicati i consueti protocolli anti-Covid. Il nostro direttore Arturo Cantella. È arrivata stamani alle 8:30 a Porto Empedocle la Asso 30, una nave privata che lavora per le piattaforme ENI, con a bordo 232 migranti, soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia. Sull'imbarcazione c'era anche un cadavere. Il gruppo è stato sottoposto nel frattempo a tamponi anti-Covid e alle procedure di fotosegnalamento. Quindi verrà trasferito sulla nave quarantena Allegra, dove i migranti dovranno osservare il periodo di sorveglianza sanitaria anti-Covid. Terminate le operazioni, a Porto Empedocle giungerà una seconda nave quarantena, la Adriatica, sulla quale dovrebbero venire imbarcati altri 150 migranti, attualmente ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Il gruppo dovrebbe partire in mattinata, se il traghetto di linea riuscirà a salpare. La nave si trovava infatti già ieri al largo della più grande delle isole Pelagie. La prefettura di Agrigento sta coordinando sistematicamente i trasferimenti dei migranti presenti nella struttura d'accoglienza e punta a far effettuare l'imbarco direttamente a Lampedusa, ma le condizioni del mare e del vento hanno impedito l'attracco della nave quarantena. Intanto a Lampedusa staziona ancora la Suprema, che è pronta a imbarcare, non appena le condizioni lo permetteranno, circa 300 dei migranti che si trovano all'hotspot, nella struttura d'accoglienza, dove sabato si è arrivati a 1100 presenze. Stamani ci sono ancora 900 persone. Intanto il nuovo premier libico designato Abdulhamid Debba, nel felicitarsi per il varo del governo di Mario Draghi, ha auspicato uno sviluppo delle relazioni con l'Italia, specialmente nella gestione delle migrazioni e dell'economia. Il nuovo premier dichiara: aspiriamo a sviluppare la nostra relazione privilegiata con la vicina Italia, con la quale condividiamo molte sfide, tra cui in particolare la gestione e l'organizzazione della migrazione. Con l'Italia abbiamo molte opportunità di integrazione economica. Il leader libico conclude dicendo: ci felicitiamo con Draghi per aver preso il posto di capo del governo, ci auguriamo successo nella sua missione. E sono ancora in corso le ricerche dei 5 dispersi mancanti all'appello dopo il naufragio di venerdì scorso a 15 miglia al largo di Lampedusa durante il trasbordo sulle motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, che hanno tratto in salvo 47 persone. E nonostante il mare agitato, un altro barcone carico di 90 migranti è approdato autonomamente a Lampedusa, a Cala Pulcino. Il centro d'accoglienza di Lampedusa contiene centinaia di persone. Oltre la capienza, la prefettura è impegnata nell'organizzazione dei trasferimenti. I consiglieri comunali di Porto Empedocle, Marilu Caci, Valentina Di Emanuele, Alfonso Scimè e Giuseppe Dodaro dichiarano di non condividere le ragioni per le quali si sono dimessi gli assessori del Movimento 5 Stelle Salvo Urso e Salvatore Di Dio e invitano il sindaco Ida Carmina a rigettare le dimissioni dei 2 assessori. Arturo Cantella. Continua il fermento politico a Porto Empedocle in vista delle prossime elezioni che si terranno tra qualche mese. Una nota stampa arriva dal coordinatore del movimento Primavera Empedoclina, che già ha annunciato che sarà presente con un proprio candidato, quasi sicuramente Gianni Amel, sindaco alla competizione elettorale al comune di Porto Empedocle. Comunica oggi che sono stati nominati i responsabili di dipartimento per la redazione del programma elettorale che dovrà disegnare la nuova Porto Empedocle. È necessario, aggiunge il coordinatore Luigi Gino Grillo, che la nuova amministrazione chiarisca
strategie, programmi e prospettive del rilancio economico-sociale della città marinara. L'avvocato Calogero Santamaria allo sviluppo economico, il geometra Francesco Bellavia alle attività portuali, la dottoressa Maria Cortelle alle politiche sociali, l'avvocato Roberto Tagliarini alla pubblica istruzione e scuole, l'ingegnere Luigi Gaglio al territorio e ambiente, l'avvocato Alfonso Ferlisi comunicazione e promozione turistica, l'avvocato Giovanni Trupia per i rapporti con le grandi aziende presenti nel territorio, Giovanni Onida alla riqualificazione dei quartieri e un tecnico per le industrie Carmelo Marino, industrie e aziende. Intanto i consiglieri comunali Marilu Caci, Valentina Di Manuele, Alfonso Scimè, Giuseppe Todaro affermano in una nota stampa che rimaniamo negativamente sorpresi per l'ennesima manifestazione di totale inconsistenza espressa dall'attuale amministrazione Carmina. Nel bel mezzo di una crisi senza precedenti per il nostro paese e di una pandemia che a oggi non sembra darci tregua, l'assessore alla solidarietà sociale Salvatore Di Dio e l'assessore al bilancio Urso decidono di presentare le proprie dimissioni al sindaco, seppur le dimissioni di quest'ultimo non siano ancora formalmente rassegnate, riteniamo irrispettoso abbandonare la giunta in un momento così delicato. Situazione aggravata dal fatto che l'assessore Urso ha maturato la propria decisione mentre si attende da parte del Ministero l'approvazione dei bilanci dopo 4 anni e mezzo di rinvii, rimodulazione, correzioni, richieste di garanzie che ancora oggi non danno certezza dell'esito finale. Come se non bastasse, si apprende, afferma il comunicato stampa dell'opposizione, il vice sindaco Urso, le regioni sono da addebitare all'espulsione dal Movimento 5 Stelle dei parlamentari che hanno deciso di non votare la fiducia al governo Draghi. Porto Empedocle merita certezze e rassicurazioni sul proprio futuro, pertanto esigiamo dal primo cittadino delle risposte concrete e tangibili, risposte che arrivano oggi direttamente dal sindaco Carmina, da noi intervistato telefonicamente. Che devo fare? Non penso di non poterle accettare. Ora chiedo al segretario, ma mi sa che quando danno le dimissioni sta andando a vedere al posto che succede. Sono al posto, sta andando a vedere che succede. Ma la situazione politica qual è a Porto Empedocle al momento? Con queste 2 dimissioni quale sarà il suo modo di agire, sindaco? Ma io sono sempre del Movimento 5 Stelle, ho portato per 5 anni questa bandiera alta, che è una bandiera fatta di valori prima che delle persone. Le idee valgono sempre, a prescindere dagli uomini, penso che siano idee valide. Poi ci sono uomini che rimangono ancorati a dei principi, uomini che magari traballano rispetto alle esigenze. Certo, la situazione del Covid chi poteva prevederla, e la necessità, magari tu conviene che andiamo di là, e la necessità, sì, e la necessità anche che dico, si diano risposte, tanto che persino uomini della Lega ora sono diventati europeisti, che erano statalisti, insomma, evidentemente c'è un po' in questo momento, come dire, tutti hanno sotterrato l'ascia di guerra perché c'è una esigenza prevalente che è quella di tutelare la gente. Secondo me dopo si potrà tornare a fare schieramenti, contrapposizioni, visioni diverse, ma in questo momento il primo obiettivo è sconfiggere il virus e cercare di ritornare alla normalità. Sindaco, lei si ricandiderà? Ma ci sto pensando, il sindaco c'è, per ora vado avanti, neanche saranno le elezioni, quindi certamente sono presente il sindaco, poi vediamo, insomma, ma penso al momento sperando per il paese, ecco. I carabinieri di Agrigento hanno denunciato a piede libero alla procura del Tribunale per i minorenni di Palermo per lesioni personali un ragazzo di 17 anni di Favara. Sarebbe stato lui a fracassare un bicchiere di vetro in faccia a un giovane di 25 anni della frazione di Monte Aperto in compagnia della fidanzata, seduto al tavolo in un bar a Stalleone. A lui sono stati applicati diversi punti di sutura, rischia di conservare lo sfregio al volto e gli sono stati diagnosticati 30 giorni di prognosi. Anche il 17enne si è ferito a una mano con prognosi di 20 giorni, secondo quanto raccontato dalla vittima dell'aggressione da alcuni testimoni. Un gruppetto di ragazzini ha rivolto apprezzamenti poco graditi verso la coppia seduta al bar, provocando la reazione del 25enne. Poi gli animi si sono rasserenati
Invece il 17enne di Favara sarebbe fuoriuscito dall'interno del bar e si sarebbe scagliato contro il giovane di Montaperto, colpendolo col bicchiere in faccia. Casa di riposo Lager, 4 arresti a Palermo, anziani picchiati ed insultati. Vediamo. Acciattate, amutete, amonenne. Erano solo 5 mesi fa quando un'anziana riusciva a telefonare svelando le continue violenze ed umiliazioni subite. Un lager dei giorni nostri, si direbbe. E così è scattata l'indagine della Guardia di Finanza di Palermo. Una telecamera nascosta nella casa ai nonnini di Enza ha registrato scene agghiaccianti. Ti prendo a bastonate, ti ammazzo a legnate, urlavano gli inservienti, fra continui schiaffi e calci. Cosa inutile, prostituta, devi buttare il sangue, tanto se muori che mi interessa. Stamane è scattato il blitz per liberare gli 8 anziani ospiti della comunità alloggio che si trova in Viale Lazio 129 nel centro città. Sono stati notificati gli arresti domiciliari alla presidente dell'associazione che gestisce la struttura, Vincenza Alfano, 28 anni, e agli assistenti Maria Grazia Ingrassia, 56 anni, Carmelina Ingrassia, 52 e Mariano Ingrassia, 63. Le indagini del Dipartimento Fasce Deboli della Procura, coordinato dalla giunta Laura Vaccaro, contestano le accuse di maltrattamenti e lesioni personali, ma anche violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Viene contesto pure il mancato rispetto di tutte le norme anti-Covid. Già questa mattina infatti gli anziani saranno sottoposti a tampone e visite mediche. La struttura adesso è affidata a un amministratore giudiziario. Il ricorso a forme di violenza fisica e morale da parte degli indagati non ha assunto carattere episodico, scrive il giudice, ma costituisce espressione di un consolidato modus operandi contrassegnato dal sistematico ricorso a forme di prevaricazione e sopraffazione nei confronti degli anziani ospiti, spinti fino ad atti di vile aggressione alla loro sfera di integrità fisica, oltre al loro patrimonio morale. Zitta da stare. Oh, se metti questa faccia perché non mi fai cantare, capito? Se metti questa faccia. Allora mi stai male. La fare con una persona più umana, Io sono umana, mangia tu va. Dai, zittati. lasci dai capoggi. Ma ci stai rompendo. Un'anziana non più ospite della struttura ha raccontato che 2 anni fa un inserviente la colpì con una bottiglia piena di acqua per toglierle la sigaretta. Dovettero portarla al pronto soccorso per la frattura al polso, con la minaccia di non dire niente di quello che era accaduto, altrimenti ti riempiamo di botte, le avevano intimato. Era un vero e proprio lager per gli anziani, dice il generale Antonio Quintavalle, cioè c'era il comandante provinciale delle Fiamme Gialle. È drammatico il racconto della donna e finanzieri del gruppo tutela Mercato Capitali. Vivere in quella casa era un vero e proprio inferno. Mi maltrattavano, mi picchiavano di continuo con calci alle gambe e pugni. Un giorno mi hanno anche chiuso in una stanza togliendomi il telefono per evitare che chiamassi la polizia. Ci siamo trovati davanti a uno spaccato di nefandezze veramente deprimente, dice il colonnello Gianluca Angelini, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria. Una situazione che suscita profonda indignazione perché le vittime sono anziane e soggetti più fragili e indifesi che in questa fase di emergenza sanitaria dovrebbero essere ancora più accuditi. La Guardia di Finanza lancia un appello ai parenti degli ospiti di queste strutture: fate sentire sempre e costantemente la vostra presenza sia nei confronti del proprio congiunto che del personale. In questi contesti il controllo sociale, ancora prima e a prescindere da quello giudiziario, riveste un ruolo determinante e imprescindibile. Nel giro di 10 mesi è la seconda casa lager per anziani scoperta dalla Finanza a Palermo. L'ultima inchiesta ha fatto emergere anche un terribile sospetto: ogni tanto mi davano dell'acqua amara e poi mi sentivo stordita, ha raccontato la donna che ha denunciato. Chi indaga ritiene che venissero somministrati farmaci agli anziani per farli assopire. Ma questo fa schifo! Che stai facendo in diretta ora? Non te lo comando, non te lo comando.
Come la possiamo definire? Una vigliaccata? Quello che abbiamo dovuto documentare anche con un certo, disgusto e imbarazzo è stato uno spaccato di nefandezze veramente deprimente, che ha suscitato anche in noi operatori di polizia una indignazione profonda, perché le vittime sono soggetti anziani, fragili e indifesi, che soprattutto in questa fase poi di emergenza sanitaria dovrebbero essere ancora più tutelati e protetti, in quanto categoria maggiormente esposta al rischio di contagio, e che invece, come abbiamo documentato nel corso delle nostre indagini, erano sistematicamente mortificati e umiliati da gesti lesivi della propria dignità. Comandante, cosa può scattare nella mente di un operatore, chiamiamolo sociosanitario, nel trattare colui che dovremmo venerare in quanto anziano? Cosa può scattare nella mente di chi commette tali nefandezze? Quello che si può osservare è che sicuramente si tratta di un'attività lavorativa particolare, che richiede una predisposizione e anche una passione, direi, per trattare con gli anziani, per avere una certa empatia nei confronti dei soggetti dei quali bisogna prendersi cura. Quindi non è un lavoro probabilmente che possono fare tutti, è sicuramente un servizio, è sicuramente un lavoro per il quale uno deve trovare del trasporto verso l'essere umano che sta accudendo. Ecco, le immagini che abbiamo purtroppo visto dicono tutto il contrario. Grazie comandante per questa cordialità e disponibilità, buon lavoro, buona giornata. Grazie, buon lavoro a voi. Travolta da un'auto che dopo l'incidente è fuggita, una 66enne di Agrigento è rimasta gravemente ferita in varie parti del corpo e si trova ricoverata in ospedale. Il fatto si è verificato nei giorni scorsi in via Ugo La Malfa, nei pressi del piazzale del mercato settimanale del venerdì di Agrigento. Su quanto accaduto indagano gli agenti della sezione volanti della questura agrigentina. La donna da sola stava percorrendo il tratto di strada, all'improvviso è stata centrata in pieno da un'automobile, scaraventata ad alcuni metri di distanza. La persona alla guida della macchina ha tirato dritto come se nulla fosse accaduto. La pensionata, una agrigentina con un'ambulanza, è stata trasferita al pronto soccorso del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio. Ha riportato diverse fratture ma non verserebbe in pericolo di vita. Covid, un anno esatto dall'inizio dell'incubo. Vediamo. Per un attimo è sembrato un anno come qualsiasi altro, in cui si poteva fare tutto come al solito, senza preoccuparsi di dare alle cose la giusta importanza. Poi è cambiato tutto senza preavviso. La distanza è diventata sicurezza. Le strade si sono svuotate e l'incertezza è diventata l'unica compagnia possibile. E in quella solitudine è stato semplice perdersi, quando si è rimasti soli a vivere il proprio dolore. Quando la paura di perdere qualcuno si è fatta paura di perdere tutto. Quando si è dovuto dire addio senza poter parlare. Ma in quell'assenza è stato necessario ritrovarsi, cercando di capire che cosa sia davvero importante. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Il primo artista che mi è venuto in mente è un genio del passato radicato nel futuro, un Lucio Dalla incredibile che rimarrà sempre e per sempre nella cultura musicale e non solo, per omaggiare lui e per omaggiare la forza che c'è stata in questo anno qua. È incredibile quanto sia attuale questo pezzo e quanto riportato ai nostri giorni possa valere e dire tanto. È un pezzo che sicuramente ha tanta speranza all'interno, anche un po' giocando e sdrammatizzando con alcune frasi di contrasto che ci sono all'interno del testo. Nutrivamo moltissima speranza perché non immaginavamo minimamente ciò che sarebbe accaduto nei mesi successivi. Esattamente un anno fa in Italia, come in quasi tutto il resto del pianeta, a parte la Cina dove l'inferno si era già scatenato, stavamo tutti ancora vivendo un'esistenza normale. Ma ecco che il 21 febbraio viene ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia il 37enne Mattia Maestri di Codogno, risultato positivo al test del coronavirus e in seguito tristemente etichettato come il paziente 1. La comunità scientifica a quel punto aveva cominciato a drizzare le antenne e il sindaco Sala già decideva di chiudere le scuole a Milano.
Ma la stragrande maggioranza delle persone neppure lontanamente immaginava che cosa sarebbe accaduto nel giro di pochi giorni, appena dopo la fine di febbraio. Le città accoglievano ancora il quotidiano, frenetico tram tram di tutti noi, quello che spesso era fonte di nervosismo e che oggi invece ci manca come l'aria. Lavoro, scuola, acquisti, sport, svaghi, cure, scadenze, incontri, progetti, prenotazioni disdette, corse, passeggiate, risate e pianti. Rumore di aerei che passavano nei cieli, spalle incappottate che si urtavano nei centri commerciali gremiti. Passi a tentoni nelle sale buie e piene dei cinema per cercare i posti assegnati. Non c'è più niente di tutto questo, ma nel 2020 a quest'epoca c'era ancora. Così ci chiediamo che cosa sia rimasto di ciò che eravamo allora. Abbiamo riscritto una nuova quotidianità abituandoci a giorni in serie, tutti uguali, malinconici, alle volte diciamolo, anche un po' inutili. Ci siamo abituati a una nuova vita. Quei lenzuoli appesi ai balconi con "andrà tutto bene" ci facevano sperare che davvero sarebbe andato tutto bene, ma in 12 mesi in troppi si sono trovati a dover fronteggiare la malattia, la sofferenza fisica o addirittura il lutto, hanno toccato con mano il dolore. Chi non è stato direttamente colpito dal virus è comunque rimasto travolto da un evento sconvolgente e destabilizzante. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà, noi ci stiamo già preparando, è questa la novità. Stop ai vaccini anti-Covid per i docenti, si aspettano gli elenchi del Ministero dell'Istruzione. Una circolare infatti vieta alle regioni di procedere alla chiamata tramite elenchi interni. Al via le prenotazioni invece per i professori universitari. I dettagli nel servizio. Ma noi abbiamo messo su un sistema in grado di fare veramente un gran numero di vaccini. Gli hub vaccinali, uno ogni provincia, a cominciare da quello della Fiera del Mediterraneo, che ha degli spazi enormi, con un sacco di punti vaccinali, con un massiccio impiego di personale. Noi ipotizziamo di poter fare anche 10.000 vaccini al giorno, addirittura su 3 turni. E noi dobbiamo solo sapere quanti vaccini abbiamo. Se abbiamo i vaccini, noi sono convinti che i tempi li potremmo rispettare, forse anche prima in Sicilia potremmo riuscire a farlo. Quindi potremmo dire che in teoria l'estate potrebbe essere salva per i siciliani. Noi potremmo arrivare all'estate con una percentuale importante di soggetti immuni e quindi cercare di essere vicini a quella immunità di gregge che ci permetterà di essere in condizioni di poter affrontare con serenità il proseguo di questa pandemia.
Ad Agrigento la Guardia di Finanza nel fine settimana appena trascorso ha disposto la chiusura per 5 giorni di una parrucchiera per uomo in pieno centro cittadino, e ciò per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Il locale infatti è risultato privo del cartello indicante il numero massimo di persone ammesse ad entrare, ed il numero di clienti presenti rilevato è stato superiore al limite consentito. Il titolare è stato anche multato per 400 euro. Over 80 ricevono i vaccini. L'assessore alla salute regionale Ruggero Razza presente a quella che descrive come una giornata significativa. Vediamo. Intanto inizia dopo una lunga prenotazione, una piattaforma che ha ben funzionato, oltre 130.000 persone che hanno già avuto prenotato con più di 80 anni il proprio vaccino. È una bella giornata perché arriva quasi all'anno esatto dall'inizio della pandemia in Italia e quindi ci apre alla speranza in un momento molto significativo. Oggi l'anziano più grande di età che si vaccinerà avrà quasi 100 anni, forse da poco compiuti, e ci sono anziani anche oltre i 105 anni che hanno prenotato il proprio vaccino. Vorremmo poter fare molto di più, vorremmo poter riaprire immediatamente la piattaforma di registrazione, vorremmo che ci fossero un numero talmente adeguato di vaccini da poter correre contro il tempo, visto che la macchina organizzativa è rodata e ben preparata. Speriamo che, come leggo anche oggi sui giornali, da parte del Presidente Draghi ci sia quella scossa all'Europa che sulla campagna vaccinale è indispensabile. Noi abbiamo ricevuto alcune offerte, l'ha detto anche il Presidente Musumeci, non vogliamo essere truffati, vogliamo che ogni decisione venga condivisa con lo Stato, però chiediamo di fare presto, non vorremmo fare da soli, ecco, vorremmo che ci fosse quello sforzo atteso che possa portare, oltre le polemiche stupide che ho letto in queste ultime ore, a vaccinare tutte le persone anziane, tutte le persone fragili, perché c'è anche una grande questione che riguarda le persone disabili gravissime, in modo particolare, che secondo il piano vaccini nazionali dovrebbero seguire gli over 80, ma se i vaccini non sono adeguati per completare gli over 80 in poco tempo, rischiamo di vaccinare le persone fragili ancora più avanti, e questo mi pare francamente intollerabile, per cui ho ritenuto opportuno chiedere al Ministro, quantomeno per i vaccini dei disabili gravissimi, che non sono un numero così grande, di poter procedere non a seguire degli over 80 ma parallelamente con gli over 80. Il Messina esonera l'allenatore Pino Rigoli mentre ricoverato in ospedale a causa del Covid. Eugenio Cairone. Buonsenso e rapporti umani e assoluta mancanza di valori. Una caduta di stile che non dovrebbe mai riguardare il mondo dello sport. Questa in sintesi la triste vicenda che riguarda Pino Rigoli, apprezzato allenatore che gli agrigentini conoscono benissimo e amano ancora, ricordandolo alla guida dell'Acragas. In queste ore Pino Rigoli la partita più importante la sta giocando in una corsia di ospedale perché contagiato dal Covid. Il mister fino a ieri allenava il Messina Calcio, una squadra a 5 punti dalla vetta, una classifica degna di nota e con 2 partite da recuperare. Un'ottima posizione, non c'è che dire, se non fosse per l'incredibile autogol della società che di fatto fa retrocedere il Messina all'ultimo posto della classifica del buonsenso. Terza nella classifica di Serie D, grazie appunto a Pino Rigoli, ma ultima nella classifica che più conta e che dovrebbe far arrossire. Esonerare il tecnico comunicandogli in ospedale la decisione non è stato un bel gesto per uomini di sport. Nemmeno le condizioni di Rigoli, che aveva trascorso qualche giorno in rianimazione, hanno fatto cambiare idea ai dirigenti della squadra peloritana. I giallorossi si sono trovati di fronte al momento sbagliato e senza motivi validi, a quanto pare, visto che il Messina con Pino Rigoli sognava la promozione. È arrivata invece per il momento una penalizzazione che non incide sulla classifica, ma lascia sicuramente un brutto segno. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto.
In occasione della beatificazione di Livatino, una possibile visita del Papa ad Agrigento. I dettagli nel servizio. Sono passati esattamente 28 anni dall'ultima volta che un Papa è stato ad Agrigento. Era il maggio 1993 quando Giovanni Paolo II pronunciò il famoso anatema contro la mafia. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Ed è ancora accesa la speranza che un altro pontefice venga nella città dei Templi. L'occasione potrebbe capitare il 9 maggio prossimo, quando nella cattedrale di Agrigento verrà celebrata la cerimonia di beatificazione di Rosario Livatino, primo magistrato beato nella storia della Chiesa Cattolica. Ad alimentare questa speranza è l'arcivescovo di Catanzaro e postulatore della causa di beatificazione di Livatino, Monsignor Vincenzo Bertolone, che è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, ha affermato: se Dio vorrà, questo bellissimo avvenimento sarà sublimato dalla presenza del Santo Padre. In realtà Papa Francesco è già stato in provincia di Agrigento nel luglio 2013. La prima visita del nuovo pontefice subentrato a Papa Ratzinger fu a Lampedusa per rendere omaggio ai migranti vittime del mare. Un giovane extracomunitario residente ad Agrigento si è reso protagonista del danneggiamento di un'autovettura in via Orfane. In evidente stato di alterazione ha graffiato la carrozzeria del mezzo. I residenti della zona però si sono accorti ben presto di quanto stesse accadendo e sono intervenuti. Sul posto anche i carabinieri, che hanno fermato poco dopo il giovane. Quest'ultimo è stato portato in ospedale ancora in stato di evidente alterazione. Attimi di paura e ansia a San Leone, un bambino di 2 anni è rimasto chiuso all'interno dell'auto. Non è stata una dimenticanza del genitore, l'uomo avrebbe dimenticato le chiavi nell'abitacolo e quando è sceso dal mezzo, accompagnando lo sportello, ha automaticamente attivato la chiusura automatica. In attesa dei soccorsi, l'uomo però, temendo per il bambino, ha rotto con cautela il lunotto ed è riuscito ad aprire l'auto e a mettere in salvo il figlio senza neanche aspettare l'arrivo dei vigili del fuoco. Il sindaco di Naro, onorevole Mariagrazia Brandara, è il nuovo presidente del GAL Sicilia Centro Meridionale, di cui fanno parte 13 comuni della provincia di Agrigento. La sua elezione è avvenuta giorno 20 durante la riunione che si è svolta a Palazzo Stella a Canicattì. Ha visto la partecipazione dei comuni soci del GAL che hanno diritto al voto e vari partner privati. Nel CD anche il sindaco di Camastra Dario Gaglio, entrambi rappresentanti della parte pubblica. Per la parte privata vicepresidente è stato eletto Giuseppe D'Angelo di Confimprese Euromed, mentre nel ruolo di amministratore delegato è stato riconfermato il dottor Rosario Marchese Ragona, già presidente provinciale di Confagricoltura Agrigento. Al voto per la parte pubblica hanno diritto i comuni di Naro, Camastra, Racalmuto, Ravanusa e Favara. Ringrazio, dichiara il neopresidente onorevole Mariagrazia Brandara, nonché sindaco di Naro, l'Assemblea per avere voluto che ricoprissi questa carica e prima di dire quali le priorità che condividerò con voi sindaci, credo sia doveroso ringraziare chi c'è stato per le cose iniziate che oggi noi continueremo a fare, per le iniziative concluse, per la vicinanza ai privati. Con oggi, aggiunge l'onorevole Brandara, inauguriamo una nuova e diversa fase che avrà nel Green Deal il proprio faro. Abbiamo tanto da lavorare, afferma l'onorevole Brandara. Ora voglio parlare della struttura GAL, con alcuni impareremo a conoscerci. Il confronto con l'architetto Lindo Terrana sarà immediato, già nella giornata di oggi, conclude il sindaco di Naro, in presenza o meno. Gli chiederò di supportare il presidente uscente nel cosiddetto passaggio di consegne per continuare le cose non concluse, ma anche per sapere le cose fatte, perché sarà certamente stata una mia disattenzione, non mi sono sentita partecipe e giocatrice. Quindi sindaci, giocatori, territori, protagonisti, gli imprenditori, dico sempre al vostro fianco, accanto a tutti. Sono lusingato per questa riconferma, aggiunge l'amministratore delegato Rosario Marchese Ragona. Sono sicuro, conclude, che daremo continuità al grande lavoro che è stato fatto in precedenza con la pubblicazione di tanti bandi che porteranno certamente sviluppo e crescita economica in questa parte della provincia.
Alla riunione del giorno 20 sono stati presenti i sindaci di Racalmuto Maniglia, di Favara Alba, l'assessore al comune di Ravanusa Muratore, di cui è partita la proposta di eleggere Maria Grazia Brandara a presidente del GAL. Siamo adesso allo sport, basket, la Fortitudo Agrigento non si ferma e batte anche Bologna. La squadra allenata da Michele Catalani è riuscita a vincere e convincere. Agrigento nella sua terza sfida in 7 giorni ha sconfitto gli ospiti, imponendosi con il punteggio di 89-77. Volley femminile, una caparbia Seap dall'Icardillo Aragona ha battuto in casa al tie break un coriaceo Reggio Calabria nella quinta e ultima giornata di andata del girone 2 nel campionato nazionale di Serie B1. La Seap dall'Icardillo Aragona dunque torna a vincere dopo la sconfitta di Messina e si rilancia in campionato. Reggio Calabria esce a testa altissima dal Palanicosia di Agrigento. Anche Luna Rossa ha un agrigentino nel suo team. Il primo cittadino, Francesco Miccichè, in una nota stampa vuol fare le sue congratulazioni al concittadino Gabriele Di Trapani. Per i pochi che non lo sapessero, dal 2014 fa parte del team Luna Rossa con il ruolo di draftsman. La notte scorsa ha dato il suo contributo alla vittoria per 2 volte di fila sui britannici di Ineos, chiudendo la serie di sfide sul 7-1 e conquistando così i diritti di sfidare il team New Zealand per la conquista della Coppa America. E un team come Luna Rossa Prada Pirelli non può permettersi di prendere qualcuno a bordo se non rappresenta il meglio sulla piazza mondiale. Per questo, come sindaco della città di Agrigento, sono molto orgoglioso di essere un suo concittadino e penso che tutti gli agrigentini dovremmo essere orgogliosi di essere concittadini di un giovane talentuoso come Gabriele Di Trapani. Quando finirà questa avventura, conclude il sindaco, spero possa tornare nella nostra città ad Agrigento per potergli dare un riconoscimento per averci fatto sentire anche a noi parte dell'equipaggio di Luna Rossa. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.